Questo è l'ultimo incontro, come diceva Ernesto. Nei prossimi minuti ci concentreremo su una tematica particolare che è la detenzione femminile. Sappiamo che la detenzione femminile è un fenomeno meno frequente in termini di numeri rispetto alla detenzione maschile, ma è un fenomeno presente. Qui con noi abbiamo appunto Michaela Tosato, ecco Jessica, prego. Michaela Tosato, che è fondatrice dal 2022, correggimi se sbaglio, di Sbarre di Zucchero, che è un'associazione, un movimento nato appunto 2 anni fa, e ti chiederei di raccontarci come è nato e perché hai sentito il bisogno di fondare questo movimento. Sì, è acceso? Sì. Ok, perfetto. Sono Michaela, salve a tutti. E Sbarre di Zucchero nasce il 7 agosto del 2022 dopo il suicidio in carcere qui a Montorio di Donatella. E Donatella era una ragazza di 27 anni quando si è suicidata, con vari problemi, tossicodipendenza, doppia diagnosi, che entrava dal carcere dal 2021, dentro e fuori dal carcere. E nel 2021 rimane incinta, lo scoprono che la sua gravidanza era già in 7 mesi, viene messa in strada, pena sospesa, non si sono preoccupati di trovare una sistemazione. Ok, lei si è trovata a vivere gli ultimi 2 mesi di gravidanza nella cartiera abbandonata, dormendo per strada, drogandosi, partorendo quasi per strada, e poi va in ospedale, sto bimbo nasce là con problemi di astinenza. Dopo 1 mese il bambino affidato ai centri sociali, presumo, e lei in carcere un'altra volta. E Donatella, dopo varie vicissitudini, ma questo qui è stato l'inizio della sua fine, questa faccenda qui, perché non ha mai superato il momento della perdita del bambino. E Donatella va in comunità, fa un sacco di cose, non riesce a portarla avanti, anche perché ha incontrato una persona sbagliata sulla quale ha fatto affidamento. Ritorna in carcere, aveva ancora tanti problemi, tante cose da scontare, e probabilmente è arrivata in un momento a veder nero, perché in carcere purtroppo si perdono le speranze, c'è pochissimo supporto, sia a livello psicologico sia a livello degli educatori, perché sono in pochi, non riescono a fare quello che dovrebbero fare, perché il rapporto come posso dire, di recupero con una persona funziona 1 a 1, non funziona nel mucchio, e le figure istituzionali sono pochissime, quindi questo rapporto all'interno non c'è e non funziona. E spesso viene sostituito dai compagni di cella. In quel momento noi, sue ex compagne di avventura, eravamo tutte fuori, lei probabilmente non aveva nessuno con cui stare, era in cella da sola, e si è respirata ben 3 bombolette di gas in una notte. La trovano alla mattina, e anche questa è una cosa stranissima che fa secondo me l'esempio della poca attenzione che c'è dentro, che con un cambio turno il carrello della colazione e il carrello della terapia Donatella l'hanno trovata ben dopo questi passaggi, quindi finché dormi e non rompi sta lì che siamo tutti tranquilli. Questo funziona dentro, funziona così. Mi chiama il suo fidanzato la mattina del 2, perché lei è morta nella notte tra l'1 e il 2, e mi dice: guarda che Donatella è morta. Io ho detto: non è vero, mi sta dicendo una stupidaggine. Chiamo Simone Bergamini, che era il suo avvocato ed è anche il mio avvocato, e mi dice che purtroppo è vero. E il suo fidanzato mi fa avere il biglietto di addio di Donatella, e la frase che ha sconvolto tutti quanti di quel biglietto è stato leggere mi ammazzo perché ho paura di tutto. E credo che tantissimi dentro abbiano paura di tutto. Lì noi ex compagni abbiamo detto basta, non si può continuare a tacere, perché conoscendo come si vive dentro. E siamo partite con un gruppo Facebook, che doveva essere una protesta, ma per raccontare quello che è il femminile, perché il femminile è un ghetto nel ghetto, perché il carcere è un ghetto e il femminile ancora di più. Perché ci sono solo 4 strutture che sono 4-5, vero? 4. Che sono prettamente femminili, tutti gli altri sono degli spazi ricavati da istituti maschili, quindi spazi di risulta. La semilibertà del femminile di Verona è stata tolta perché è diventata l'istituto alberghiero per il maschile.
attività dalla quale le femmine sono escluse perché troppo poche per avere un corso per loro. Quindi le donne sono penalizzate sia nelle strutture che nelle attività, perché essendo numeri esigui non ci sono le basi per fare attività, ma pure per le attività scolastiche. E ci siamo ribellate a tutto questo, siamo partite con un gruppo Facebook e ci siamo trovati nel giro di pochi mesi ad avere con noi volontari, avvocati, garanti, associazioni, e l'anno scorso, a settembre, ci siamo costituiti associazione. Ora siamo, e sono orgogliosa di dirlo, un riferimento nazionale per quanto riguarda la detenzione femminile, perché il mese prossimo faremo un tavolo con l'università, saremo presenti a un tavolo con l'Università di Roma e siamo coinvolti in importanti eventi anche istituzionali a livello nazionale. E abbiamo dei referenti in quasi tutte le regioni d'Italia e il bello di Sbarre è che sono tutti manovali, perché quando ci arrivano delle lettere ma veramente brutte di familiari che chiedono aiuto, chi è in quella zona parte, si fa sulle maniche e va e agiscono. Quindi siamo veramente, il bello di Sbarre è proprio vivere dentro, lo può dire anche Jessica perché c'è anche lei dentro. È proprio essere dentro e viverlo Sbarre, perché Sbarre è diventata una famiglia, siamo tutti, come posso dire, partiamo dal basso, noi siamo detenuti, ex detenuti, familiari, avvocati, garanti, abbiamo tanti garanti dentro che ci appoggiano, tante associazioni, compresa la nostra Jessica dentro, e tutti si supportano, quando c'è da fare si fa, punto, quindi questo è Sbarre. Ecco, l'associazione a cui fa parte Jessica Lorenzon è Antigone, che si occupa dalla fine degli anni 80, dall'inizio degli anni 90, comunque di studi, di monitoraggio sulle condizioni delle detenute e dei detenuti. Jessica Lorenzon, oltre ad essere referente regionale, è anche psicologa, criminologa e ricercatrice, e Antigone appunto produce annualmente dei report sui numeri, sulle condizioni delle detenute e dei detenuti. Le chiederei di fare così una breve panoramica di quello che è lo stato dell'arte delle carceri femminili in Italia, in particolare magari con un focus sulla sezione femminile già citata da Micaela a Verona, paragonandola a uno dei 4 istituti esclusivamente femminili che abbiamo in Italia, che è Venezia Giudecca, che tutto sommato geograficamente parlando non è poi così distante da Montorio. Grazie anche a Michela che ha parlato prima. Allora, salto un po' l'introduzione all'associazione perché comunque è già stata presentata e tutto quello che dirò e i dati a cui mi riferisco li trovate online in download gratuito. Fanno riferimento al rapporto nazionale che viene pubblicato ogni anno e online appunto ci sono gli ultimi 20-22 anni di rapporti pubblicati. Ma cerco di concentrarmi sulla parte del femminile perché troppo spesso viene considerata un sottoinsieme della popolazione maschile in generale, cioè della popolazione tenuta in generale, quando invece ha delle specificità tutte sue e quindi andrebbe anche per questo guardata con più attenzione. Peraltro il lavoro di Sbarre, che Sbarre ha fatto, confermo, importantissimo, anche perché il primo rapporto sulle condizioni di detenzione femminile Antigone lo pubblica nel 2023 ed è la prima volta che si fa proprio un focus sul femminile, quindi c'era da molto tempo una necessità di alzare la voce anche su questa area della popolazione detenuta. Area molto piccola, nel senso che il dato è ormai da decenni e anche in linea con gli altri paesi europei, la popolazione detenuta femminile è intorno al 4%, 4,2% l'anno scorso, per cui stiamo parlando di una piccolissima parte e questo può sorprendere o può incuriosire come numero, ma è molto legato al fatto che la devianza femminile, non in senso per forza di reato penale, ma in generale la devianza femminile, le donne che disturbano di solito vengono messe in altri posti, non in carcere, talvolta chiuse in casa. E così come quindi nei manicomi fino a qualche decennio fa ci andavano le donne che disturbavano in un certo modo,
Poi sì, insomma, anche in carcere diciamo che hanno un po' sostituito i manicomi talvolta, ecco, le sezioni femminili delle carceri. Dicevate sì, sono 4 gli istituti femminili in Italia, di cui uno è a Venezia, alla Giudecca. Ci sono poi le 44 sezioni femminili, che sono molto diverse tra loro. Per esempio, io mi sono segnata oggi, ce ne sono con 117 donne, così come ce ne sono con 2 donne. 2 donne erano a fine 2023 a Barcellona Pozzo di Gotto. Per cui si capisce come risentano le detenute donne dell'impossibilità molto spesso di accedere a tutto, quindi corsi formativi, scuola, attività di vario genere, ecco, proprio perché queste sezioni femminili nelle carceri maschili vengono un po' messe ai margini, poco attenzionate, perché già le risorse a disposizione, che sono sempre poche o forse sono tante ma si impiegano in altro modo, già insomma portano un'estrema sofferenza alla parte maschile, quindi quella femminile talvolta non viene proprio considerata. Poi ci sono i 5 ICAM, Istituti a Custodia Attenuata per Donne e Madri in Italia, che sono anche queste sezioni dentro le sezioni. Alla Giudecca Cede dove stanno i bambini. Per fortuna ora i bambini a Venezia non ci sono, ma comunque senza scendere troppo nel dettaglio sui dati, magari è interessante dire che l'Italia è sempre stata uno dei paesi col maggior numero di bambini in carcere in Europa. Poi ci sono 3 istituti di pena per minori e giovani adulti che ospitano le ragazze. Le ragazze sono a fine anno, io faccio sempre riferimento a fine 2023, sono 58, quindi molto poche, e che possono essere quindi dai 14 e qualcosa ai 25 anni, e poi ci sono le 6 sezioni trans femminili, cioè quelle sezioni trans che sono dentro istituti di pena maschili, ma abitate da donne trans. E in Veneto abbiamo quella di Belluno. Quante sono le donne detenute? Sono 2392 circa, di cui 15 a fine anno con bambino o più all'interno insieme a loro in detenzione, bambini molto piccoli, fino ai 6 anni, no? Adesso anche meno, quindi parliamo spesso di neonati. Tutte queste, come dire, sia gli istituti sia le sezioni che ospitano le donne sono tutte in condizioni di sovraffollamento cronico, strutturale, perché così come i suicidi anche il sovraffollamento è uno di quegli elementi che ciclicamente diventano emergenziali, un po' come l'emergenza freddo nelle città, no? Che ci sorprende che ogni anno arrivi l'inverno. Allo stesso modo ci si sorprende che le persone si ammazzino in carcere quando il fenomeno del suicidio in carcere è un fenomeno che nasce, cioè il fenomeno del suicidio in carcere con dati molto alti rispetto a quello della popolazione civile è un fenomeno che nasce insieme al carcere stesso. E sul totale, quindi, abbiamo detto di questo 4,2% di popolazione detenuta che è femminile, abbiamo le 15 mamme con bambini detenuti, abbiamo il 30% di donne straniere, che però è un dato in calo, ma questo anche nel maschile, cioè i reati ascrivibili alle persone non di nazionalità italiana sono sempre reati più lievi normalmente rispetto a quelli della popolazione generale, e il dato sulle presenze di stranieri in carcere è costantemente in calo ormai da qualche anno. Invece il dato sull'età media è abbastanza alto, perché il 21% del totale delle donne ha tra i 50 e i 59 anni, così come anche nella popolazione maschile si stanno molto alzando le età, quindi io, appunto, occupandomi anche di ricerche sulla recidiva, mi potrei forse anticipare, potrei ipotizzare che negli anni la recidiva subirà un po' una discesa nei numeri, perché uno dei fattori più riconosciuti che porta alla deterrenza, alla desistenza, scusate, quindi al scegliere di non commettere nuovi reati,
è quello dell'età, nel senso che come qualsiasi altra carriera le persone a un certo punto si stancano, non certo perché il carcere sia in qualche modo riabilitativo o reintegrante, ma questo lo sappiamo da decenni. Tra le donne detenute in generale, quindi queste 2392, il 63,7% ha dei figli fuori, quindi sono 3.890 i figli di donne detenute in Italia oggi, numero più, numero meno, certo, questi sono appunto non aggiornati ad oggi, ma questo c'è, a fronte di un 46% invece di detenuti maschi con figli a casa, quindi sono molto più le madri. Ecco, no, queste sono le correlazioni con i suicidi, quindi magari ci spostiamo un attimo sul Veneto, visto che siamo qua, quindi dopo questa panoramica nazionale, appunto, vi ho anticipato, Veneto abbiamo a sezione donne transessuali a Belluno che sono 16, e attualmente, attualmente agli ultimi dati non sono impegnate in alcuna attività e non c'è nessuna collaborazione esterna con cooperative o altre realtà, quindi sono di solito in stanza singola, isolate e chiuse quasi la maggior parte della giornata. Poi abbiamo appunto la sezione femminile di Verona Montorio e la casa di reclusione della Giudecca, che è una di quelle 4 carceri femminili in Italia. Io sono stata a dicembre a fare la visita alla sezione femminile di Montorio, al carcere in generale e alla sezione femminile in particolare. Allora, emerge un altissimo tasso di affollamento perché l'affollamento è 126%, quindi, ma questo non stupisce perché Verona è attualmente una delle 10 carceri più affollate d'Italia. La capienza regolamentare del femminile è 36, le ultime presenze dichiarate erano 46, dato in crescita. La sezione, l'area insomma, femminile di Montorio è composta da 2 sezioni uguali, 15 celle ognuna delle 2, non sono celle singole, le docce sono in comune nei corridoi, le condizioni igienico-architettoniche e strutturali sono molto buone rispetto ad esempio alla casa di reclusione della Giudecca, che invece risente di umidità, di presenza di vari, insomma, come si dice, di agenti infestanti di vario tipo, cimici, eccetera, eccetera. Sono in condizioni molto buone, erano in condizioni molto buone dal punto di vista della pulizia rispetto al maschile il giorno della visita. È vero che erano state chiaramente messe a pulire le detenute alla grande, nel senso che la pulizia poi chi se ne occupano le detenute stesse, e nel ruolo di, non sono le scopine, come si chiamano qua? Sì. Le scopine sono, così come ci sono gli scopini, ci sono le scopine, citavamo prima, quindi con questi nomi che però insomma è inutile neanche addolcire perché tanto, come diceva Basaglia, non è cambiando i nomi che cambi le cose, sono queste persone impiegate a fare queste attività che vengono chiamate lavorative, a turnazione, come dicevo prima, quindi non so adesso com'era Verona quando c'eri tu, 1 mese, 2 mesi l'anno, sono a turnazione, il lavoro è poco, per cui questi lavori si fanno per pochi giorni insomma all'anno e sono pagati, non lo so, a Firenze la scorsa settimana la detenuta mi diceva 2,50 € l'ora, però calcoliamo senza, ovviamente non si parla neanche di malattia, ferie, TFR, cioè contratto, niente. Quindi e sono quindi alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria queste scopine, queste piantone, queste spesine, eccetera, eccetera, così come la controparte maschile sono, allora, della popolazione detenuta generale, visto che prima abbiamo parlato di lavora il 34%. Quindi 1/3 circa, quindi il lavoro in carcere non c'è e non sono più gli anni di carcere fabbrica, questi sono gli anni di carcere senza fabbrica. E
lavora il 34%, ma di questo 34% a fare queste attività degradanti e dai nomi infantilizzanti sono l'87% del totale di questo 34%. Ricavate voi dato su chi è che fa attività all'esterno con cooperative, eccetera, in Italia, visto che abbiamo parlato di lavoro. Come possibilità formative nel carcere di Verona abbiamo rilevato la possibilità di partecipare a corsi di alfabetizzazione, quindi imparare ad esempio le basi dell'italiano e della scrittura, perché molte persone detenute sono anche analfabete molto spesso. Poi ci sono le scuole medie, scusate io le chiamo medie alla vecchia maniera, e poi c'è solo la possibilità di fare il liceo delle scienze umane, che comunque è già un'ottima possibilità, perché normalmente nelle sezioni femminili, nelle carceri maschili, come vi dicevo prima, non c'è possibilità neanche di fare un liceo, e vabbè, sul fatto che siano scienze umane non stupisce. La connotazione legata alla cura, al lavoro non retribuito, quindi di cura, quindi anche proprio alla dimensione dello stereotipo femminile. Tutto ciò che è detenzione femminile si declina spesso in riferimento agli stereotipi classici, quindi le donne imparano a truccare, imparano a fare i profumi, i rossetti, questo e quell'altro. E anche questo può essere problematico. Dietro a questi numeri ci sono poi storie di persone, ovviamente abbiamo, grazie per l'ampia panoramica, che appunto ci aiutano anche a capire un po' qual è la situazione delle donne e come nella società le esigenze e i bisogni degli uomini sono diversi rispetto alle esigenze e ai bisogni delle donne, così anche nelle carceri. Quindi chiedo a Micaela quali sono le esigenze concrete, i bisogni più concreti di una donna in detenzione. Allora, i bisogni di una donna sono il primo di sentire i figli. Noi abbiamo una delle nostre ragazze che quando è entrata in carcere, la domenica dopo la figlia faceva la cresima, gli è stata, perché quando entri c'è tutto un iter di autorizzazioni e cose varie, gli è stato vietato di fare la telefonata alla figlia e ha tentato il suicidio. Quindi il bisogno primario delle donne è il rapporto con i figli. Hanno 2 telefonate in più al mese di quello che è la telefonata settimanale, perché hai 10 minuti a settimana per sentire la famiglia e non sono nemmeno divisibili. Chi ha un figlio da una parte e un figlio magari dall'altra non può nemmeno fare 5 minuti con uno, 5 minuti con l'altro, ma deve scegliere chi telefonare, sta 15 giorni senza sentire, oppure chiama i figli e non può chiamare un genitore. Ci sono tantissime limitazioni per le donne, la maternità viene pochissimo considerata. La donna ha bisogno di essere donna e ti viene limitato a Montorio non c'è il parrucchiere, i trucchi devi lottare per averli, l'abbigliamento puoi stare vestita come una stracciona perché tanto sei in carcere e ti viene proprio negata la femminilità all'interno del carcere. Quindi una donna ha bisogno di sentirsi donna anche in carcere, perché io devo scontare la mia pena, non devi annullare il mio essere, proprio invece in carcere è così. Mi permetto di perché la tua relazione secondo me non è corretta, perché le celle di Montorio sono caldissime d'estate e d'inverno grondano acqua da tanta umidità c'è una muffa nera che si forma tutti i giorni, le docce vengono usate per un'ora per 25-30 persone che si devono lavare in un'ora, quindi tu figurati come si lavano, e hanno della muffa all'interno che non ti dico com'è. I soffioni sono rotti, tante volte viene messa una bottiglia di plastica e una donna ha bisogno a livello proprio perché è donna, di un'igiene particolare. Ora il bidet è una stupidaggine, ma ragazzi, non possiamo, le ragazze di San Vittore quando le abbiamo incontrate a Milano, la prima cosa che ci sono venute a dire: abbiamo ancora le turche coi topi che salgono. Il femminile come il maschile cucina in bagno, hai il fornellino qui e il water aperto, lì, cioè veramente sono cose
Evito di dire cosa penso perché va bene così, l'avvocato mi ha minacciato prima di uscire e quindi sto zitta. Questo è Montorio, ma non solo Montorio, perché ripeto, noi abbiamo una panoramica, Tu Montorio poi la conosci nazionale. Lo conosco bene? personalmente, sì. Ho passato gli ultimi mesi proprio con Donatella, quindi lo conosco, insomma, so di cosa parlo. E la parte estiva, perché c'è Cemento Armato, che è la parte d'estate dove batte il sole, ci saranno 50 gradi in quelle celle lì. La parte dove non batte il sole d'inverno scende l'acqua, ma pure al maschile. Poi c'è una differenza di concessioni tra il maschile e il femminile, perché i maschi quando si lamentano sono maschi e il lamento della donna viene considerato un capriccio, tanto lo fa per un'ora poi dopo smette, capito? E quindi non ti danno nemmeno considerazione. I maschi hanno molto di più di quello che è il femminile, proprio anche a livello di oggetti, di praticità. Loro hanno l'ago, il femminile non c'è l'ago. Stupidaggine, vero? Loro si possono cucire il buco nelle calze, le donne no. Tu ridi, Jessica, però è così. È così. Mi sta segnando. Abbiamo parlato poi di genitorialità. Come viene gestita la genitorialità nelle carceri e se ci sono, dal punto di vista di studi su eventuali anomalie nello sviluppo dei minori che hanno la madre appunto in detenzione? Posso prima rispondere un attimo, così porto anche un esempio da un altro istituto. No, grazie Michaela, sicuramente quello che hai detto più nel dettaglio è da persona, insomma, che conosce bene gli spazi non lo metto in dubbio. Io ovviamente ho un'ottica sempre comparativa, per cui quando dico in riferimento ad esempio a un altro istituto, nel senso che ci sono situazioni di tanti tipi, che tutto sia in condizioni di estremo degrado e di estrema sofferenza per i corpi che non dovrebbero stare lì dentro perché ne risentono anche dopo l'uscita talvolta, delle condizioni di umidità, di privazione della luce, eccetera. Certo, sì, perché un'altra cosa che non si dice è che le persone spesso hanno problemi cardiocircolatori, polmonari, eccetera, e di vista e alla mobilità uscendo dopo tanti anni di detenzione. Certo. Però è sempre una prospettiva comparata, no, la mia, quindi per forza è diversa. Ad esempio tu dici le docce, la zona docce è tremenda, però rispetto al maschile era in condizioni decisamente migliori, per esempio. Ma volevo riportare una storia molto, una micro proprio storia esemplificativa anche di quello che diceva Michaela, da un altro carcere, che non dico quale. Praticamente questa donna di quasi 50 anni, in inizio menopausa, scusate, insomma, sono discorsi magari anche che un po' sono difficili da sentire, scomodi di sabato sera, però questa donna con le emorragie da premenopausa e dolori molto forti era in carcere da 10 giorni, trasferita da un altro istituto e purtroppo doveva mettere i giornali per fermare le emorragie durante la notte perché non c'erano gli assorbenti. Quindi giusto per fare un esempio di quante specificità può avere, no, la detenzione femminile rispetto a quella anche maschile, non c'erano gli assorbenti e non riusciva a procurarseli, non tanto perché nessuno glieli portava, perché poi sono arrivate le suore volontarie dopo un po' e glieli hanno portati, però non riusciva a comprarli dalle altre detenute. Magari a volte si usa di tutto, no, come moneta, quindi può essere la sigaretta, la droga, la chiamata al cellulare nascosta, cioè tantissime cose possono diventare moneta in carcere, le pratiche sessuali eccetera. E lei non voleva fare questo scambio e non trovava qualcuno comunque disponibile a prestarglieli, perché di base, anche per chi aveva soldi, per le detenute con soldi, non era possibile acquistarli allo spaccio del carcere perché la quantità di assorbenti è molto poca. Allora io pensavo fosse un problema specifico di quell'istituto, poi ho iniziato a parlarne con un po' di persone e emerge, no, ma anche a Roma è così, no, ma... ed è normale quindi in carcere, quando si hanno le emorragie, mettere i giornali. Altra differenza per esempio tra Verona e Venezia. Venezia ad esempio non c'è neanche uno specchio, di quelli plastificati ovviamente, non di quelli di vetro. A Verona la direttrice ha espresso l'intenzione di mettere uno specchio a figura intera nell'area femminile per permettere alle donne per esempio di
di vedersi banalmente, e poi ci sarebbero insomma tanti altri esempi da fare su altre cose. Dicevi del caldo. Il caldo non è solo fastidioso da sopportare come magari può essere per noi, il caldo è una correlazione molto forte con i suicidi in carcere. Se noi guardiamo i dati, le curve dei suicidi del 2022, che è stato l'anno col maggior numero di suicidi in rapporto alla popolazione detenuta, è l'anno col maggior numero di suicidi tipo dagli inizio 90, in realtà poi dal 2012 mi pare, però a numero assoluto. Ma ormai quest'anno chissà dove arriveremo, e andando avanti così la previsione è intorno ai 160 suicidi. Il picco è ad agosto, ad esempio, perché in carcere si brucia, non è che si patisce il caldo, si brucia. E poi ci sono altri momenti di picco, l'ingresso e l'uscita, che a volte sembra irragionevole, no? Che è illogico che le persone si suicidino di più prima di uscire, ma quando poi vai a vedere i dettagli sulla vita delle persone scopri che moltissime di queste persone non hanno una casa, non hanno un lavoro, non hanno i documenti, non hanno una tessera sanitaria, non hanno una carta d'identità, non hanno la possibilità di rinnovare il permesso di soggiorno, non hanno un legame familiare, non hanno niente, allora non stupisce che ci sia la paura di uscire e che ci si suicidi. Rispetto ai figli e le figlie, allora sul fatto di detenere dei bambini io non mi esprimerei neanche, perché ormai siamo a dei livelli cioè, come diceva la coordinatrice di Antigone durante il Covid, Susanna Marietti, dal punto di vista dell'apparato giuridico italiano la possibilità di farli uscire c'è già. Quindi non serve neanche fare riforme, cioè quella è solo campagna politica. Di fatto le possibilità sono talmente pochi poi. Sono talmente pochi, ma se si volesse non ci sarebbero, cioè è molto semplice, e che sia qualcosa di fortemente disumano tenere dei bambini o dei neonati detenuti, insomma non spenderei altre parole in più. I figli fuori, io non ne ho conosciuti molti, devo dire, non saprei cosa rispondere. Cioè, allora, sicuramente per un bambino, per un adolescente, vivere senza affetti e conoscere magari la detenzione molto presto, mi viene in mente quando si va ai colloqui, no? Quindi il trattamento di chi va a colloquio è molto diverso dal trattamento riservato a un osservatore di Antigone, un medico, un avvocato, un magistrato, un volontario, un prete, un garante. Io l'ho provato un paio di volte andando a trovare una persona senza far sapere chi ero, e mi sono resa conto proprio della violenza che si subisce nell'interazione, proprio alla base, proprio nelle micro pratiche, no, interattive di ingresso e di uscita, perché sei considerato comunque per ragioni che poi sono insomma dimostrate anche dalla sociologia eccetera, l'allargamento della rete, quindi si pensa che in quanto collegato in qualche modo per ordine di parentela a qualcuno che è in carcere, qualcosa che non va anche tu, sei di base stigmatizzato anche tu, eccetera eccetera, oppure estremamente infantilizzato in quanto povero bambino figlio di criminale. Ma non direi che è qualcosa che preoccupa particolarmente le condizioni dei figli delle persone tenute. Non ho mai sentito di interventi specifici o di aiuti specifici, ecco. Preoccupa un po' di più invece il fenomeno appunto dei suicidi, anche perché abbiamo detto che c'è un record negativo a Montorio, nel carcere di Montorio, 5 in meno di 3 mesi, non 5 mesi, meno di 3. Faccio una domanda a entrambe, se abbiamo ancora qualche minuto. Qual è, secondo voi, prima chiedo a Micaela, poi a Jessica, la prima azione da mettere in campo per affrontare il problema dei suicidi e invertire la rotta e far sì che le morti in carcere possano diminuire? Attuare la notizia ANSA che ho letto l'altro giorno del DAP, maggiori telefonate e rapporti, colloqui personali nella famiglia, perché c'è un abbandono affettivo enorme in carcere. Le pene lunghe portano all'allontanamento dalla famiglia, soprattutto lo sfascio dei matrimoni, perché non c'è rapporto, chi è fuori
quasi sempre abbandona il detenuto, e questa è una delle prime. Perciò avere più telefonate e avere la possibilità di mangiare un piatto di pasta, perché tutti pensano al sesso, oddio, fanno chissà che, no, c'è la possibilità di mangiare, di fare i compiti col bambino, ma anche di chiacchierare senza avere gli occhi puntati addosso. Quindi queste cose che il buon dottor Russo ha detto vanno messe in pratica. Lo dico anche al nostro nuovo presidente della Camera Penale: datevi da fare, perché a Verona vengono messe in pratica. Noi come Sbarre di Zucchero non vi molleremo un attimo, ve lo posso assicurare, perché questo previene il suicidio, perché la persona depressa dentro sola, con una telefonata, può essere aiutata, con la vicinanza della famiglia può essere aiutata. Ecco, anche collegandomi a quello che aveva detto Alessandro Anderloni all'inizio di questa giornata, cioè di mettere anche una cabina banalmente telefonica al di fuori del carcere, perché una delle prime cose che fa quando una persona esce è di dover chiamare, quindi a maggior ragione anche c'è al il suo bar interno. attaccato, questa insomma non mi sembra una cosa però così... comunque può essere anche un'esigenza, perché una persona può anche non avere, anzi non ha il telefono, e quindi avere questa esigenza, maggior ragione all'interno delle carceri. Io sono assolutamente d'accordo con Micaela dal punto di vista di un approccio riformista, quindi del considerare il carcere per quello che è, tenerselo così e cercare di migliorare qualcosa e non proprio eliminarlo completamente, quindi abolirlo in favore di misure di comunità. Sicuramente la liberalizzazione della comunicazione con l'esterno è determinante. In realtà talvolta sarebbe determinante teoricamente anche il supporto psicologico, psichiatrico o degli operatori, però questo non è ormai neanche più considerabile utile, nel senso che dalla visita è emerso 18 ore di psichiatra a Verona, ad esempio, a fronte ai 580 detenuti, quindi calcolando che in quelle ore lì poi il professionista deve anche compilare carte, fare telefonate, fare altre cose d'ufficio, diciamo, quindi o il rapporto funzionario giuridico pedagogico, meglio noto come educatore, è di 1 ogni 120 detenuti in media nazionale, e allo stesso modo il funzionario deve fare carte, telefonate, partecipare a convegni, andare a parlare col direttore, per cui il supporto dell'area proprio educativa, sanitaria o sociale rispetto ai numeri non si può considerare una risorsa. Ma a parte questo, che è dato noto, queste persone lavorano solo in alcuni momenti, alcuni giorni a settimana, non lavorano la notte, non lavorano a Capodanno, non lavorano durante le festività molto spesso, giustamente perché in quanto impiegati insomma pubblici, e quindi non si... Cioè, e i suicidi avvengono proprio nei momenti di maggior isolamento e di maggior solitudine. Quindi la liberalizzazione dei contatti con l'esterno, le telefonate, anche perché il Covid ha dimostrato che è possibile, che ci sono le risorse, che ci sono gli strumenti, che è possibile fare le videochiamate, che Skype funziona, poi che sia pieno di istituti di pena che hanno i computer o i cellulari ancora imballati dal periodo Covid, non abbiano mai attivato la possibilità di farli, li abbiano lasciati lì in un angolo, visti io di persona, questo è un altro discorso. Però le possibilità insomma ci sono. E l'altra cosa, magari, se mi viene da dire, se effettivamente il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, quindi il vertice, volesse risolvere o comunque intervenire su questa situazione, potrebbe per esempio pubblicare delle circolari basate su degli interventi realmente possibili. Perché leggevo proprio in questi giorni Buffa, è stato ex capo dell'amministrazione, ha avuto dei ruoli molto importanti, ora è in uscita dal Dipartimento, però ha scritto vari articoli, uno in particolare sui suicidi, dove fa lo studio di tutte le circolari dal 90 in poi che il DAP ha pubblicato sui suicidi, e ne viene fuori questa cosa abbastanza simpatica, che è: le circolari sono belle, perché sono sensate magari anche nel leggerle, nei contenuti, ma sono totalmente irrealistiche. Cioè parlano di cose che non si possono mettere in pratica, di personale che non c'è, di risorse che non esistono, per cui mi fa sorridere, perché magari quando anche dal punto di vista della ricerca, no,
porta una prospettiva di abolizionismo penitenziario, sembra che stia pensando a un'utopia, a una cosa impossibile, a qualcosa di magico. Poi però quando fai uno studio attento delle circolari DAP ti rendi conto che sono altrettanto magiche e teatrali. Ci sono domande? Prego. Non è tanto una domanda quanto una buona notizia, era quello che annunciava Michaela, che il capo del DAP Giovanni Russo ha accettato, anche in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale del 10 del 2024, di concedere un numero illimitato di telefonate. La Conferenza Nazionale Volontariati di Giustizia, di cui faccio parte, insieme con Sbarri di Zucchero e di Ristretti Orizzonti, ha fatto una campagna che dura da parecchio tempo, ma ultimamente ha fatto una raccolta di firme che ha portato a un successo che credo che sia encomiabile. La seconda cosa che credo, e qui faccio un appello soprattutto ai giornalisti, la sentenza della Corte Costituzionale che prevede colloqui intimi e anche prevede che non ci sia la possibilità di assistere né visivamente né uditivamente al colloquio tra familiari, è possibile che sia applicata. Ne stanno già parlando in alcune carceri, a Padova per esempio ci sono già iniziati dei colloqui con il direttore e si sta studiando quali sono le forme, perché non è più semplice. Certo che chi va a fare questi colloqui intimi sono i familiari che sono già autorizzati per fare i colloqui, quindi sono già stati controllati, sono già stati verificati, non sono le carceri, non sono le celle a luci rosse. I giornalisti devono darci una mano in questa campagna, perché è un grimaldello per aprire qualche spiraglio nell'ambito degli affetti, che sono la cosa più importante che esiste in carcere, no? Il mantenimento degli affetti. La sentenza dice che è illegittimo limitare questi affetti. I giornalisti devono aiutarci a dare una corretta informazione, a non dare, come si può dire, notizie scoop o notizie che possono scandalizzare o che possono indurre l'opinione pubblica già reocentrica a esacerbare la propria opinione sul carcere, e credo che i giornalisti possano dare in questo una grossa mano. Anche le camere penali, sono convinto che su questo fatto possono essere di molto aiuto. Sì, no, so che è tardi. Un tema che secondo me è stato toccato solo di striscio, ma secondo me meriterebbe più spazio, è anche il tema delle persone straniere, nel senso che è vero, come dice Jessica, che sono in calo, ma è anche vero che queste persone, che sono una parte rilevante della popolazione detenuta, hanno dei disagi e delle difficoltà e a volte dei pericoli superiori, perché comunque per esempio appunto i mediatori linguistici culturali sono drammaticamente pochi e tutto il lavoro di assistenza psicologica, psichiatrica, quando c'è una barriera linguistica così forte, diventa ancora più difficile di quello che è per gli italiani, e le famiglie sono lontane, cioè mi piacerebbe anche, forse tardi, ma avere un focus anche su questo, perché credo che sia una parte della popolazione che vive ulteriori problemi, ecco. Tu pensa che la cosa assurda è che uno straniero, finché è in carcere, sconta la sua pena, ha un codice fiscale con il quale riesce a lavorare, che siano lavori ministeriali o che siano lavori di cooperative all'interno. Finisce la pena, diventa un clandestino, perché questo codice fiscale non vale più. Quindi è una cosa veramente assurda. Una nota al volo? Abbiamo una nota al volo, grazie per la domanda. No. Faccio un piccolo appunto sugli stranieri, insomma, la popolazione straniera in carcere innocente, cioè le cosiddette persone innocenti fino a prova contraria, nel senso che le custodie cautelari, cioè le fasi precedenti al processo, e qui i giuristi in caso mi correggano perché io non sono giurista, quindi le dico semplici, la custodia cautelare in carcere si fa, prima del processo, si fa per motivi o di pericolosità o di pericolo fuga, pericolosità particolare del reato, eccetera, ma molte volte la custodia cautelare in carcere non si trasforma in arresti domiciliari, come invece accade spesso o più spesso per gli italiani, perché la persona non ha riferimenti sul territorio, quindi non ha una dimora adeguata dove svolgere appunto gli arresti domiciliari, non ha risorse, non parla la lingua, eccetera,
e ci sono più custodie cautelari di stranieri in carcere rispetto agli italiani, a fronte di un 30%, quindi in quel 30% di stranieri sul totale noi dobbiamo considerare anche che il numero è in rapporto anche a questo, al fatto che ci sono più custodie cautelari. E infatti, sempre in quel famoso anno del alto numero di suicidi 2022, il 47% delle persone suicidate erano straniere, ed erano straniere però anche in custodia cautelare, quindi ancora non processate in via definitiva. Allo stesso modo, lo stesso vale per le misure alternative. È tanto bello dire le misure alternative devono essere implementate sempre di più, eccetera. Si dice meno che alle misure alternative accedono di più gli italiani e gli italiani meno poveri, ovvero, di nuovo, anche qui gli stranieri sono penalizzati perché hanno meno, quindi non hanno la dimora adeguata dove andare ad esempio a fare la detenzione domiciliare. E no, la detenzione. Sì, la detenzione domiciliare, sì. Che è una misura alternativa, oppure non vengono presi dalle comunità in affidamento perché non parlano, è difficile accogliere una persona in comunità quando non sai la lingua. Allora bisognerebbe anche iniziare, quando parliamo di lavoro, quando parliamo di colloqui psicologici, di colloqui psichiatrici, di colloqui con l'educatore, l'educatrice, bisognerebbe anche iniziare, soprattutto in Veneto, che abbiamo un numero altissimo di nazionalità presenti nelle varie carceri, molto più alto rispetto al sud, perché Nord-Est e Sardegna sono un po' posti di confino per gli stranieri in carcere. Abbiamo dei numeri altissimi. Abbiamo contato con l'altro osservatore una cosa come 45 o 60, non mi ricordo, più di 40, intorno ai 60, mi pare, nazionalità diverse a Verona, per esempio, rappresentate. Dovrebbe anche iniziare a pensare che con le persone per fare qualcosa bisogna saperci parlare. E se la lingua non la parlano, non si va tanto distante. Bene, io ringrazio Jessica Lorenzone e Michela Tosato per la loro testimonianza.